Buongiorno e bentornati a Mattino Verona. Siamo di nuovo in diretta con voi, con tutti i telespettatori, per parlare del tema del giorno di oggi. Oggi parliamo di scuola, quindi rientri, incognite, il rebus appunto di questa DAD. Questa settimana in 3 regioni italiane sono infatti iniziate le lezioni in presenza anche nelle scuole superiori. Parliamo di Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta, che hanno infatti riaperto le porte delle proprie aule al 50% della capienza. Tutte le altre regioni invece hanno spostato nuovamente l'apertura delle scuole in un periodo che va dal 18 di gennaio fino al 1 febbraio. Tra queste, come sappiamo, c'è anche il Veneto, che il 4 gennaio scorso aveva annunciato la didattica a distanza al 100% per tutti gli studenti delle scuole superiori fino al 31 di gennaio. La decisione del governatore Luca Zaia ha destato non poche polemiche e soprattutto ha lasciato aperti dei dubbi sulla gestione dell'emergenza sanitaria anche a livello scolastico. E allora, per parlare di questo siamo in collegamento con Annalisa Nalin, portavoce di Più Europa Veneto e della segreteria di Più Europa. Buongiorno Annalisa. Buongiorno ai telespettatori, grazie a tutti. Allora, dunque, voi in queste settimane, quindi Più Europa, siete stati chiari, avete parlato di fallimento della scuola in sicurezza e avete dichiarato che evidentemente il Veneto non è stato in grado di prendere in mano la situazione e fare un piano per il rientro scolastico. Cos'è che non ha funzionato secondo voi, non solo a livello regionale ma anche nazionale, considerato che non solo il Veneto ha deciso di rimandare l'apertura scolastica? Sì, noi abbiamo parlato di fallimento della scuola sia a livello governativo ma anche a livello regionale, dicendo che proprio non c'è limite al peggio, e questo è stato il titolo con cui siamo usciti appunto anche sulla stampa nazionale e locale. Il punto fondamentale è questo: la scuola è stata dimenticata, è stata sempre considerata in questo paese come, diciamo, un comparto tra virgolette Cenerentola, su cui in passato, cioè prima della pandemia, non è valsa la pena investire. Attualmente nella crisi pandemica è il settore che con una certa leggerezza e mancanza assoluta di lungimiranza è stato sacrificato. Già all'inizio di dicembre Più Europa, sia a livello nazionale che poi a cascata nei territori, aveva sottoposto all'attenzione delle forze politiche 10 proposte per partire con la scuola bene e in sicurezza. Il che vuol dire, e sottolineo bene e in sicurezza, il che vuol dire che indipendentemente dal fatto che si dovesse riaprire il 7 gennaio, l'11, il 14, il 28 o il 1 febbraio, quello che manca è a monte la chiara strategia con dei processi determinati per raggiungere l'obiettivo, che è quello di riportare i nostri ragazzi nelle scuole, perché un paese che ammaina la bandiera della scuola è un paese che non ha futuro, e questo vale sia per gli 8 milioni di studenti coinvolti in questo paese, ma per tutte le loro famiglie e per tutto quello che, per il sistema paese stesso, per l'economia del paese. I nostri giovani non stanno andando a scuola da oltre 300 giorni, anche se adesso c'è stato detto, così come ha fatto il presidente Zaia, dobbiamo chiudere per prudenza, la Germania sta facendo questo, l'Inghilterra sta facendo questo. Bene, però non è la situazione italiana, loro non hanno chiuso, non hanno fatto, la prima cosa che hanno pensato di fare era chiudere le scuole. Noi l'abbiamo fatto perché riteniamo che sia un comparto che si può sacrificare, e invece no, è quello che bisogna lanciare. E la critica molto dura che abbiamo fatto, poi ritorno all'aspetto delle proposte, è quella di dire: qui tutti si sono preoccupati, soprattutto in questa regione dove c'è un presidente che si è ostinatamente battuto per tenere la zona gialla, e contesto qui quanto è stato detto anche in altre trasmissioni. È vero che le zone sono state stabilite dal governo diciamo in relazione a una serie di parametri, però i presidenti di regione, le regioni potevano introdurre delle limitazioni, delle restrizioni, cosa che il Luca Zaia non ha attuato, anzi con orgoglio ha difeso fino in extremis il giallo, poi quando è dovuto andare l'arancione ha fatto un arancione minus,
poi un arancione plus quando si doveva andare nel rosso. Insomma, questo non è il modo. Si stanno difendendo intere categorie, comprensibile che stanno soffrendo, dai ristoratori ai baristi, agli impianti sciistici, ma non si è pensato un minuto di non dover sacrificare la scuola. E Chiaro. questo è proprio la mancanza culturale che c'è in questo paese, ma vorrei dire a maggior ragione, più gravemente in questa regione, perché noi ci siamo vantati durante la prima ondata di essere il modello veneto. Nella seconda ondata purtroppo il presidente e l'amministrazione di questa regione purtroppo non ne hanno azzeccata una, e questo ormai è evidente per numero di contagi, ma soprattutto per numero di decessi, perché lì che vediamo si misurano le cose, l'affollamento delle terapie intensive, ma sulla scuola davvero hanno sbagliato. Certo. Ecco, voi per risolvere questa situazione, come ha già anticipato lei, avete stilato anche un piano in 10 punti che comprende alcune soluzioni per il rientro in sicurezza a scuola: ingressi con doppio turno, test periodici negli istituti, convenzioni con le società di trasporti. Ecco, avete ricevuto delle risposte su questo piano a qualche livello istituzionale oppure no? Guardi, questa è veramente la parte più frustrante. Abbiamo organizzato delle conferenza stampa di lancio a metà dicembre, dopo aver presentato su tutti i nostri social diciamo il piano scuola, e purtroppo tutti impegnati in dinamiche a cui stiamo assistendo purtroppo oggi, cioè la crisi di governo, le battaglie per il recovery fund, per il MES, o forse è meglio dire per la supremazia nel Parlamento, una lotta anche di politica che è chiara adesso tra Renzi e Conte. Queste proposte, sebbene accolte diciamo dagli specialisti, dai tecnici, non hanno trovato una risposta politica. Le riassumo brevemente, lei ne ha citato qualcuna. Chiaramente la scuola a doppio turno con gli ingressi scaglionati, non si può più pensare di avere una scuola standard dalle 8 alle 13, non funziona più così. Questo è il mondo moderno, doveva essere indipendentemente dalla pandemia, ma la pandemia l'ha resa una scelta imprescindibile. Ma poi ad esempio l'organizzazione, sono mesi che noi ben prima da dicembre, ben prima di sottoporre questa proposta, abbiamo detto: guardate, dovete organizzare i trasporti, utilizzate i fondi regionali, e per questo noi diamo responsabilità grande alla regione su questo fallimento del Veneto, che ricordo è stata la prima regione che ha annunciato l'apertura più tardiva, quindi quella di febbraio, ed ancora ad oggi non abbiamo visto un piano strategico, una proposta concreta su come riorganizzare la vita scolastica degli studenti delle superiori, e sull'università è calato il silenzio, sono un po' abbandonate a loro stesse con decisioni autonome su come se fare la distanza, se fare qualche apertura in percentuali minime. Poi ritorno, allora i trasporti, si poteva fin da subito, già dall'estate, organizzare un 50% trasporti privati, trasporti pubblici, corse più intense, raccogliere gli studenti che abitavano nelle zone di provincia dove magari c'era meno servizio. Vado un po' veloce: il test in pooling, test qui sì, tamponi rapidi, ma anche in pooling dei ragazzi, per vedere velocemente se c'è qualche infezione, qualche contagio. L'utilizzo fondamentale, che noi abbiamo fatto una battaglia politica ben prima di Renzi e di Italia Viva, dell'utilizzo dei fondi del MES, perché noi lo ripetiamo e chi ha voglia si vada a leggere le carte. Il MES, per quanto riguarda il MES sanitario, non prevede condizionalità se non quello di utilizzare i fondi per scopi sanitari, diciamo investimenti sanitari legati alla pandemia. Quindi questi fondi non solo possono essere utilizzati per la sanità in sé, ma anche per gli aspetti sanitari legati alla pandemia, quindi nelle scuole ed anche nei trasporti. Nessuno ci ha pensato. Parlare di MES è come parlare di un tema tabù qua in Italia, per motivi ideologici, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle e Certo. poi dalle posizioni più estreme, cioè dalle posizioni di Fratelli d'Italia e della Lega. Ma il MES in realtà sarebbe
veramente uno strumento su cui investire immediatamente soldi immediati a tassi bassissimi, non paragonabili a nessun altro tasso di interesse, neppure quelli applicati con il recovery fund, e quindi perché no? E quindi quello che stiamo facendo, per dirla in breve, è che non pensiamo ai ragazzi, ad esempio, sempre tra le proposte di Più Europa, un piano serio per l'alternanza scuola-lavoro, oppure approfittare del discorso dello smart working proprio per inserire i ragazzi nel mondo del lavoro. Tante aziende adesso cercano capacità digitali, capacità di muoversi bene nel mondo, con il mondo dei computer, dell'informatica. I ragazzi potrebbero dare un aiuto enorme, ma il problema sa cos'è? Che nel nostro paese i giovani non sono visti come un interessante segmento elettorale, non sono organizzati, non rappresentano bacini di voto importanti, e quindi sono quelli che sono sacrificati prima. Dov'è che abbiamo visto i soldi? I soldi li abbiamo messi nelle pensioni 100, che con tutto il rispetto sono stati praticamente un provvedimento che ha portato solamente disagi. Se lei pensa che la maggior parte dei medici, uno dei settori con cui è stato utilizzato di più pensione 100 è stato quello dei medici, e adesso abbiamo bisogno di medici, oltre a tutti i miliardi che quota 100 ci ha costato nel triennio iniziato l'anno scorso. E poi il reddito di cittadinanza male organizzato, perché un reddito di cittadinanza o di inclusione è doveroso e presente in tutti i paesi europei, ma questo dell'Italia proprio non ha funzionato. Ecco, manca veramente il focus sui giovani, manca il focus su dare risposte certe. Quindi noi ripetiamo il nostro motto: indipendentemente adesso che si apra a metà gennaio, che si apra alla fine del mese o che si apra a febbraio, bisogna essere pronti e bisogna farlo bene. Mettiamo a disposizione le nostre proposte, abbiamo degli esperti che possono dare dei consigli, ma per piacere muoviamoci, perché è impossibile che sia l'unico comparto che non viene preso in considerazione. Certo, è stata chiarissima. Ecco, abbiamo gli ultimi proprio 30 secondi, un commento su questa crisi di governo che chiaramente adesso sta monopolizzando le prime pagine di tutti i quotidiani locali e nazionali. Sì, è una crisi difficilissima, purtroppo non sono state, colte indicazioni da forze anche costruttive di opposizione, che poteva essere Più Europa, ma le indicazioni dove questo governo ha fatto vedere veramente il fianco debole è stato nella preparazione del Recovery Fund, che si chiama, anche ricordo tutti, Next Generation Europe. È un piano importantissimo per il futuro dei nostri giovani. Renzi ha preso, tra virgolette, porto il termine, la palla al balzo, creando una crisi in un momento che è difficilissimo per questo paese, dando anche uno spettacolo non particolarmente, degno delle istituzioni. Questa guerra Renzi-Conte, troppo personalistica, diventata troppo personalistica, ci mette in crisi. Questo era il momento di strategie, di scelte importanti. Certo è che anche il governo Conte ha fatto lo sbaglio di essere troppo soggetto alle pressioni del Movimento 5 Stelle, e per chiudere le faccio proprio l'esempio del MES che ho citato prima. Se ci fosse stata un'apertura sul MES avremmo portato un beneficio enorme immediato alla nostra sanità, alle nostre scuole, ai nostri trasporti. Per motivi ideologici legati al mondo dei grillini, purtroppo le pressioni sono state tali per cui anche la forza di governo, come il Partito Democratico, non ha potuto seguire i consigli dati da più parti trasversali dell'accoglienza di questi fondi immediati. Ecco, questo è un esempio, un esempio che segna perché si è arrivati a questa crisi. Cosa succederà? Non lo sa nessuno, è nelle mani di Mattarella. Noi siamo comunque una repubblica parlamentare, lo ricordo, una democrazia parlamentare, quindi questa crisi dovrà essere risolta nel Parlamento in primis, e noi siamo per la risoluzione nel Parlamento, eventualmente anche con una personalità diversa dal Premier Conte, se questo potesse portare unità di intenti e chiarezza sui piani per
accogliere e utilizzare i fondi europei. Certo, è stata chiarissima, insomma noi adesso staremo a vedere quello che succederà. Nel frattempo ringraziamo e salutiamo Annalisa Nalin, portavoce di Più Europa Veneto. Grazie per essere stata con noi oggi. Grazie per l'invito e un saluto a tutti, grazie. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi e vi diamo appuntamento tra pochi minuti alle 8:15 con il nostro secondo ospite per il nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e a tra poco.